Vai, comincia. Ciao a tutte, ciao a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Tintoria. L'ospite di questa puntata è Guia Scognamiglio. Ciao Guia. Che onore, che gioia infinita, grazie infinite Ciao, di avermi invitato. ciao Guia. Siamo felicissimi di averti qua, perlomeno io sono molto felice di averti qua. Rapone sta mangiando. Sto mangiando un Decidiamo se è tarallo. una mancanza di rispetto nei tuoi confronti oppure un eccesso di familiarità. Esatto. Stiamo a casa. No, sono appena rientrato, quindi avevo fame, ho mangiato Sei un appena tarallo. rientrato da un assembramento che avevi fatto da qualche parte. Sono andato a vedere delle cucine, visto che Mamma Guia mia. è una cucina dietro di sé, io sono andato a vedere Sì. le cucine per avere anche io cucine, anziché Dietro. una parete, esatto. Giusto, al posto tu vuoi fare che al posto di tutte le pareti di casa tua ci siano delle cucine. Cucine di vario tipo. E allora Francesco scrive che lagga tutto, però forse è un problema tuo, Francesco. Chiediamo in chat se è un problema suo o no. Però Vuol dire lagga? che va a scatti. Ma lui sta bestemmiando dall'inizio, cioè da subito, quindi forse è un problema suo in generale, cioè è nervoso forse. Cioè. Problema con la sua interiorità. Comunque Francesco puoi anche bestemmiare in questa chat con moderazione. Allora, io apro ogni puntata dicendo come ho conosciuto l'ospite e noi ci siamo conosciuti la stessa sera probabilmente all'Oppio Caffè tantissimi anni fa a un open mic di stand-up comedy, giusto? Era proprio così, è stato il vostro primo, ero spettatrice del vostro primo esordio sul palco, credo di tutte e due, fossi presente a tutti e due i vostri esordi. Il mi mio ricordo- sicuramente, Rapone Tu forse un'altra sicuramente sì. volta. Rapone pure, credo. Che dici, Stefano? Beh, in Italia sì, in Italia era la prima In volta. Italia sì. Guarda. Vero. Giusto. Ti avrei seguito anche nelle altre capitali mondiali, ma ero lì. E mi ricordo c'erano tutti, c'era Michela Giraud che aveva una pelliccia, venne in pelliccia con queste gambe lunghissime, i tacchi, questa pelliccia sintetica ed era già una diva. E, insomma, c'era il giovane Frasca che rubò il cuore di tutti. No, Frasca era dopo. Frasca non c'era la Frasca prima era volta, dopo. Vabbè, però, dicono insomma... tutti. C'era chi c'era? C'era Antinori, c'era un po' di c'era Carmine Del Grosso forse a sorpresa che poi Addirittura, a sorpresa? sì, perché poi andò a Milano e quindi abbiamo perso di vista Carmine che poi è rispuntata a un E certo che punto. pezzo fece Carmine? Ce lo ricordiamo? Questo non me lo ricordo assolutamente. Possibile. Pronto, sì, siamo quasi arrivati. Pronto, già quello, il suo cavallo di battaglia. No, però effettivamente tu hai visto tutto il nostro percorso e a un certo punto, zang, ci siamo ritrovati a lavorare insieme. Questo l'ho sempre trovato Però molto tu, bello. Guia, tu ti ricordi invece la prima volta in cui ci siamo parlati? Sì, certo che sì, Raccontala tu. Stefano. Allora, era in un posto in centro forse? Sì. Vabbè, comunque era un posto dove si fece stand-up sottoterra. In inglese era quello, mi pare. Ed era unto, io ricordo l'unto, cioè ricordo facce unte e gente unta. Sì, era una caverna. Io non Anche c'ero. noi. No, non c'eri tu. E Stefano venne avvicinato da uno di questi comici, Michael Monkhouse, Che salutiamo. che salutiamo, che è un Che ci vede grande. sempre. E si avvicinò a Stefano, io ero avvicinata per salutarlo perché mi ricordavo di averlo visto alla serata all'Oppio Caffè e mi avvicino per salutarlo e questo Michael arriva da Stefano e lo abbraccia, forse tenta di toccargli il pene, non ricordo. Comunque Stefano ci tiene a dire di dirmi guarda, non sono omosessuale, questo, volevo solo dirtelo. Sì, perché ha per visto questa informazione. situazione, io dico... Stefano, non che ci sia niente di male, ovviamente. Stefano però. talmente a suo agio con la sua sessualità che se Certo. un uomo lo saluta davanti a una donna, lui deve dire comunque sono etero. Sì, comunque io eterosessuale puro al 100%. Questo, le prime parole che ho detto a Guia sono state. Sì, quello. Esatto. E poi mi offristi una sigaretta a giapponese. È vero. No, in realtà era indonesiana comprata in Giappone, che erano quelle che aveva, tipo erano aromatizzate a, non so, a coriandolo, non mi ricordo cos'era, però erano buone. Di coriandolo. Quindi Quindi Rapone ha provato a rimorchiarti offrendoti da fumare pur non avendo mai fumato in vita sua. Questa è la storia che io ho vinto. Ha detto, per una volta che ho delle sigarette, vediamo se funziona. Ha detto,
Vuoi fumare? No, sicuramente era un personaggio, cioè, vedi Stefano, lo vedi prima sul palco, poi così era un mistero continuo. Poi aveva i guanti, quelli lì che adesso non porta più, però Stefano aveva i Ce l'ho ancora guanti. adesso. Ah, Ce l'ha ecco, detto addosso, li indossa pure per fare i podcast perché ce non l'hai si sa mai. pieni? Ce li ho da qualche parte qui. Sì. Quelli sono i suoi guantini da gamer. Questi... Certo. Perché così il polpastrello comunque sia tocca il joystick e la sua sensibilità non è, ecco qua, non è compromessa, però comunque sia tiene calde le mani, che è la Beh, salute. da smartphone, voi come fate a usare lo smartphone con le mani, Credo cioè con i esistano i guanti? guanti per credo E esistano tu i guanti. ce l'avete voi? Non credo. Io, Devo dire sarò la verità. sincero, non uso i guanti, uso i guanti solo in motorino, e in motorino non uso il cellulare l'inverno, uso il cellulare in Oh. motorino l'estate, quando Dio ha previsto di usare lo smartphone alla guida. Perché se no, quando vai... Allora, Roma è molto grande, diciamo agli spettatori e alle Oh spettatrici, Madonna. e quindi non la conosciamo mai. Quindi quando vai in una zona di Roma che non conosci, con la destra acceleri e con la sinistra tieni Maps. Questa è una Questo battuta, diciamo a tutti quanti che si guarda la strada quando si guida. Sto scherzando. Ma infatti io per questa ragione, quando mi chiedi guarda la mappa sul telefono, io ho sempre paura, tengo strettissimo il telefono così perché ho paura che poi mi cada, però ora ho questa cosa, vedi? Quindi lo metto così, Mamma mia, un Stefano, anello questo è e... del 2000, questa è una Capito? cosa che Quindi già nel 2000 non si usava più. E non sono una che non segue c'era nel le... 2000. Ma poi dovrebbe essere tondo per seguire l'anello. Invece No, questo è quadrato angoloso, perché è del che da uomo. futuro. Esatto. Da uomo dobbiamo farci un po' male noi quando teniamo in mano le cose. Quindi Ma lo hai questo. preso solo per quando vai in motorino con me? No, anche, cioè magari c'era nella... Con che altro vai in motorino, scusa? con nessuno. Ecco. No, però nel sito, insomma, c'era questa immagine fatta con Photoshop di lui che portava un piatto e lo teneva tipo così. Dico, ah, Bellissimo. vedi com'è comodo, pensavo, poi in realtà così non si regge, infatti ora è al contrario. E lui lo faceva perché? Perché doveva portare il piatto e il cellulare insieme? Era un cocainomane di fretta. Che magari non c'ha le tappe. Non sapeva dove... Esatto. È tardi, tipo il bianconiglio. Perché doveva portare forse un piatto alla donna con cui aveva appena fatto l'amore, essendo lui nudo, non poteva metterselo in tasca, quindi per sorpresa, questa è una cosa di noi seduttori, capito, che Però facciamo. forse un piatto in verticale lo puoi stringere tra le chiappe mentre cammini. Cioè, Ma se porti dei pasticcini, delle cose, poi ti cadono tutti. il cellulare tra le chiappe, no. Non avevo capito. Il cellulare tra le chiappe anche agevolmente, sì, certo. Sì, Ma sì, l'avete visto anche il cellulare, volendo. quello per... ho visto l'altro tempo fa un cellulare tipo Nokia minuscolo e ho detto, che carino, è così piccolino. Invece mi hanno spiegato che è per tenerlo nelle chiappe i prigionieri, i Cioè, galeotti, è un da Nokia da anale. nascondere. Io lo trovavo tanto carino, in realtà mi hanno detto Ma in che senso? Cioè, è stato pensato dalla Nokia, la Nokia ha pensato a questa esigenza particolare, cioè abbiamo Allora, questo non so se fosse target. Nokia, non voglio fare pubblicità alla Ok. Questa grande pubblicità alla Nokia, che pensa anche ai poveri prigionieri e alle spie. Però avevo visto questo cellularino carino, invece non, forse era per motivi loschi. Ma quanto Non era lo so. piccolo? Così. In Ma effetti era strano. Vabbè, per quanto piccolo può essere un cellulare? Era come una grossa supposta, e cioè se devi fare... se sei un agente Sì. segreto, tiri un bel respiro e fai il tuo lavoro. A me sembra un Così grande puoi portare tutti i piatti che vuoi. Ringraziamo la Nokia, puoi però usarlo poi... con gli orologi vecchi, no, con la calcolatrice, no? Vi ricordate che vendevano tipo nelle patatine? Potrebbero fare un telefono con quello, così ci parli anche come nei film anni 80. Questo è importante, però a tutte le spie e gli infiltrati in ascolto, ricordatevi di togliere la suoneria e mettere la vibrazione, perché altrimenti si crea questo grande imbarazzo. La vibrazione può anche essere piacevole, la suoneria, se vi parte... Poi mi immagino una vecchia suoneria, quella è però dall'ano, e a quel punto insomma i Charlie, i vietnamiti, si accorgeranno di voi e vi spareranno senz'altro. E Bene, siamo finiti voi... su questo argomento perché
E Parlando di perché Stefano Rapone. Perché si siamo parla, amici. esatto. Sì. Perché siamo amici e gli amici di cosa parlano? Di cellulari anali. Ah, vedi, Io no, nei commenti hanno detto Nokia 3310 mini e effettivamente Vedi? c'è, ma costa pure beh, poco. allora senti, posso dire una cosa? Nokia 3310 mini per tutti gli ascoltatori di Tintoria. Offro io, poi però dovete tutti fare una bella storia dove taggate Chi lo Tintoria. nasconde meglio vince. Esatto, Esatto. esattamente. Ok. Guia, tu poi a un certo punto noi ci siamo ritrovati a lavorare insieme, già amici, perché tu fai l'attrice. Allora, la domanda che noi facciamo a tutte le persone che intraprendono questo mestiere è: ma chi cazzo te l'ha fatto fare? Questo non sono venuti tanti attori e tante attrici, però è un lavoro molto infame perché è un lavoro dove tu ti rimetti agli altri, cioè tu studi per recitare e poi a un certo punto c'è qualcuno che in una stanza dice ma sì, scegliamo questa persona qua, è molto frustrante. Quindi chi te l'ha fatto cercare? Come sei arrivato a dire ma sai che c'è, questa cosa è la recitazione, mi piace, sono brava, famolo. Allora, ci sono due cose secondo me fondamentali. L'urgenza del gioco che ho da sempre e quindi chiaramente volendo giocare e essere messa in mezzo sempre e comunque, chiaramente non avevo alternative se non... cioè avevo cominciato, mi sono laureata in psicologia clinica, poi a un esame dalla magistrale, insomma, ho smesso perché avevo cominciato in realtà a lavorare con le Sbraz, Che recitando, insomma, salutiamo. che salutiamo assolutamente, però chiaramente ti rendi conto che non puoi fare altrimenti se non questa cosa qui, finché si può, chiaramente, perché è un onore e è una gioia che ti rendi conto che non sai se durerà per sempre questo tipo di mestiere. Quello che sto facendo io è evitare in tutti i modi di essere in quella dimensione dell'essere scelta per il ruolo determinato, perché sto Perché è una cercando. merda, diciamolo. Sì, sì, perché Guarda, ti dico, allora io oggi ho fatto il mio primo secondo self-tape perché la mia agenzia ha detto Madonna, fai sto self-tape per sto ruolo, non posso dire altro, io non l'ho mai fatto e stavo là a fare che ma che bello. cazzo è un self-tape? E quindi cioè, è comunque è una sciagura. Guarda, io ho incontrato quest'estate una ragazza che lavora con dei casting a una cena a caso. Lei mi guarda e fa: Ah, Guia Scognamiglio. Io faccio: Sì, non ti conosco. Lei fa: io sì. Ho visto un tuo video, eri in cucina e dovevi fare una parte drammatica. Dico, porca. E io immagino questi che si sono visti tutto questo durante il lockdown, questi attori disperati in casa loro a fare i video da soli. È una roba, sì, sì, anch'io ho mandato delle cose allucinanti, terribili, però sai, bisogna essere anche bravi per fare quello. Io sono convinta che su ruoli tra, insomma, più seri non sarei altrettanto credibile, insomma. Ma proprio Ci provo, ma nei self-tape no, ma o in in generale, nei anche provini? studiando, no, no, studiando recitazione, quando devo fare le cose serie, tutti i compagni ridevano sempre, insomma, quando dovevo fare Okay. monologhi seri, tristi, mettendomi a piangere, erano tutti a ridere, anche se io piangevo, ma il problema è che piango tipo, capito? E questo è fatto, ma Ma lo certo. vorresti fare ad una cosa più seria oppure no? Ma sì, cioè in realtà la cosa seria chiaramente puoi farla, l'ideale sarebbe farla ridendo, cioè quello è il nostro, quello che vogliamo Cioè fare noi, no? cioè che Cioè, tu ridi, cioè tu dentro di te sei tu ridi felice ma le mentre persone piangi. piangono. Quello è il No, no, top. l'ideale sarebbe sì, appunto fare una roba in cui uno si diverte, però lascia l'amaro, che poi la comicità è esattamente un po' così, Che è credo. come al Rapone, che lui piange e tutti si divertono. Lui sta lì sul palco dannato a dire: "Ah, me misero Mettapino. mettapino" e tutti a casa a fare: "Ah, che ride, che forte questo ragazzo" e la sua richiesta d'aiuto oramai da quasi anni ed anni rimane Esatto. inascoltata. E Sì. poi questa è l'arte, questa è l'arte. Senti, però a proposito di cose che quindi uno non vuole giustamente secondo me,
soccombere a questa dinamica che è inevitabile nel mestiere dell'attrice, che bisogna essere scelti. Tu hai provato, hai fatto anche un sacco di altre cose, hai provato anche a fare altre cose, cioè al di là tipo adesso stai facendo Pigiama Rave con Saverio Sì. Raimondo, ma ti sei anche autoprodotta delle cose non a fini di lucro che hanno avuto un grande successo, e insomma noi siamo qui per parlare di fanciullacci. Ma veramente? Ma certo, Stefano. io voglio sapere, allora, per chi non lo sapesse, Fanciullacci era una serie che potevate guardare sulle stories, giusto? O su Facebook. No, ancora meglio su Facebook in realtà, sì. Sì. Su Era su Facebook. Facebook, è vero? Era su Facebook, Che non era su c'era ancora Facebook. Instagram. Su Facebook, C'era poi Instagram da sul poco. profilo di Guia, sul profilo personale, neanche tu hai una pagina? No. No, Dovresti c'era la ricaricarle, pagina. secondo me. No. Fai la versione, Allora, la versione remastered. Sì, allora esiste in la Blu-ray. pagina. Esiste la pagina Teleciarlona presenta il commissario Fanciullacci. E andate subito a mettere like, e se non l'avete visto vi rivedete tutta la saga di Fanciullacci, che era una saga di un commissario, quindi era un giallo, anche un po' un noir, Sì. più un noir che un giallo, bellissimo, straordinario, che conquistava tutti, grandi, piccini, forse più grandi che piccini, perché era un po' cupo, cioè, torbido. Era un po' un Twin esatto. Peaks, diciamo, degli anni 2000. Diciamo Non avrei così. saputo dirlo meglio. È il nostro il Twin Peaks dei Noantri. Sì, Stefano compare nella puntata Twin Peaks, Davvero? forse. Sì. Strano che Rapone compaia, perché non compare mai da nessuna parte. E insomma, io quello voglio sapere è, ma Fanciullacci lo rivedremo mai? Allora, Fanciullacci, chiaramente come tutte le cose belle, ti ringrazio per averlo definito bello, comunque anch'io sono molto affezionata a Fanciullacci. E nasce da un momento di difficoltà, chiaramente, perché quando uno, cioè, ero un po'. Oh, che è Quello successo? Oh è mio Dio! Fanciullacci. Esatto, questo è Fanciullacci. chiaramente un momento di. Sì, questa è la foto dei fratelli Fanciullacci. Allora, Fanciullacci nasce in un momento di creatività repressa, che è uscita in questo modo. Questo personaggio, questo commissario con la faccia da pizza, in realtà è stata la mia occasione di interpretare il ruolo che avrei sempre voluto, perché io avevo visto una sera, ho visto Beverly Hills Cop, e vedendo Eddie Murphy ho detto: "Ma io quanto vorrei che mi dessero una parte così nella vita". E quindi ho detto: "Creiamo Fanciullacci, Sì. facciamocelo da soli". E così è stato. Però, più che altro era una cosa super pezzotta, cioè super fatta male, ma con un impegno da parte mia grandissimo, nel senso che facevo montaggio, tutte riprese, chiedevo alla gente in continuazione di inquadrarmi in questo modo, e poi con il tempo limitato di un'applicazione che potevi girare solamente 15 secondi a volta, quindi insomma era un casino, Però era un proprio casino. forse quel limite là lo rendeva, Sì. cioè era proprio quel format lì, perché ecco, magari un film su Fanciullacci sarebbe risultato per l'appunto pezzotto, invece con quel format costretto, con i mezzi del cellulare, veniva una bomba che uno sta là a dire: non vedo l'ora di vedermi il prossimo video di Fanciullacci, pam pam pam. Era uno dei pochi contenuti che io mi godevo dal cellulare. Io di solito fruisco tutto dal computer, mentre Fanciullacci, se stavo dal telefono, dicevo: "Oh, ora mi sparo un bel Fanciullacci nuovo". Ma infatti Guarda, come lo io. facevi? Com'era? Scusa, che succede? Si interrompe. Sei un po' Solo frizzata, che stavo eccoti, sei tornata. ascoltando. No, vai, Dicevo. prego, non volevo interrompere. Continua e poi ti faccio la domanda. No, non mi ricordo, no, dicevo sì, che non mi ricordo che cosa stavo dicendo, sì, del fatto che come li facessi? Sì, Era un'applicazione in cui potevo avere la faccia da pizza, però potevo girare solamente pochi secondi di questo fotogramma, quindi dovevano essere tutti fotogrammi diversi, tutte riprese diverse, però lo giravo tutto da sola, cioè facendo finta di non avere, cioè così, capito? E tutte le scene così. che poi era buona la E prima, tipo, cioè tu non è che era buona potevi. la prima, sì, no, non potevo permettermi. Il problema è che avevo un cellulare che aveva una memoria minuscola, quindi ogni volta dovevo ricancellare tutto quello che avevo fatto
e ho pochissime roba di fanciullacci, perché ogni volta era un cancellare tutto, cercare di mettere tutto insieme, cercare di montare in modo che non mi esplodesse il telefono, tutto dal cellulare. Montavo anche sul cellulare e facevo le voci. La cosa divertente era fare poi la colonna sonora sopra, cioè cantare la colonna sonora sopra Fanciullacci e Quindi aggiungere le voci. c'era effettivamente un sacco di lavoro, ma non hai risposto alla mia domanda. Vedremo di nuovo Fanciullacci? Cioè, ci pensi mai a rifare Fanciullacci? Perché mi piace che tu all'inizio stavi dicendo Fanciullacci è una cosa molto bella che ha avuto un inizio e anche una fine, che è come Falcone parlava della mafia. Quindi questo, sono contento che questo sia il tuo rapporto con quel prodotto molto bello. Oh, a me piaceva, mi piacerebbe rivederlo, però Anch'io. Sono molto lo amo molto quel personaggio. Chi lo sa, chi lo sa. C'è la questione capelli corti, perché Fanciullacci dà quest'idea androgina, perché non... E poi c'è il dramma del fatto che non esiste più il filtro Fanciullacci, quindi allora facciamo un appello a questo è se, stato se poi il non dramma più grande. In perché realtà, tipo, Fanciullacci, ti dico questa da un cosa, giorno all'altro è potrebbe, sparito. ma neanche su TikTok, cioè perché lui potrebbe tornare su TikTok, tu potresti fare dei TikTok di Fanciullacci e creare anche un trend di TikTok nuovi dove non sei una ragazza di 20 anni che fa i balletti, non sei un ragazzo a petto de fori, Ma sei sono una cosa una divertente. pizza. Sei una pizza, Sono... sei una cosa comunque sia seriale e ti metti là a fare ecco qua e cambi TikTok e salvi forse le generazioni più giovani della nostra, di italiani, che invece vanno su TikTok a fare tutti gli stessi balletti. Poi io sono un Insegno boomer che qualcosa. penso... Esatto, gli insegni il giallo, il noir, l'amore, il tradimento, l'omicidio. Secondo me potresti intanto caricare i vecchi video su TikTok, così anche i Sì. giovani possono conoscere questa realtà, insomma, che tanti cuori ha conquistato all'inizio degli anni 10, no? Quando era? Metà anni Sì. 10. Ma poi sicuramente qualche filtro simile o si trova oppure si può far fare, secondo me. Cioè, ormai non, c'è gente che li fa. Rapone, che è Comunque, milionario, ragiona in termini di far fare filtri un a delle filtro quanto ci company vuole? coreane. No, non lo so, io non ne ho la minima idea. Sì, non lo so, però c'è tutta una... Questa è un'applicazione coreana in realtà, quindi mi Vedi, rendeva anche salutiamo gli gli occhi. amici coreani, Coreana E del poi il Nord. fatto... Sicuramente. E aveva... Cioè, il fatto è che la pizza fumava. Questo mi manca, Vedi? perché le altre pizze che trovo non sono pizze Mm, fumanti, mentre quello faceva capire quella quanto era fumava. tosto Fanciullacci. Quant'era Ma cazzuto il commissario Fanciullacci che Sì. fuma. se no, come Ti i fuma vecchi la Star testa, Wars, capito? come si preferisce in Star Wars di avere il pupazzo, insomma, la maschera fisica anziché il 3D, potresti fare anche tu così, farti una maschera da fanciullacci. Sì, ho pensato alla versione bulgara di Fanciullacci col cartonato di pizza e via. Senza nessuna offesa per i nostri amici in Bulgaria, che sono sicuramente più avanti, però... Guarda, Tintoria c'ha un terzo degli ascoltatori in Bulgaria per questioni di rapone che ci va spesso, lui dice per lavoro. Poi non parla bulgaro e non c'è una grossa scena di stand-up italiana, quindi chissà di che lavoro parla. No, però la cosa di caricare, cioè se tu c'hai in un archivio proprio i giga di fanciullacci, caricali su TikTok tutti spezzettati Allora, e comincia a regalare un sogno agli Fa un italiani. documentario, anche le scene tagliate, puoi fare i questa bloopers, cosa qui. puoi fare le Cosa... interviste in cui parli di come nasce il progetto Fanciullacci, sempre con la pizza, ovviamente. Ve lo prometto, è una promessa che vi faccio qui a Tintoria, che si sa, insomma, se lo dici a Tintoria non puoi poi non farlo. Quindi sì, Non puoi non prometto di farlo. metterlo su TikTok. Ma voi ce l'avete, quindi io l'avevo scaricato, ma non saprei neanche come caricare. Poi mi direte voi. Bene. Guarda, Cosa? Rapone un po' ci ha caricato video di stand-up. Io l'ho Ah solo sì? scaricato e non Sì, mai però non, finito. cioè io non Ma riesco a capire questa mentalità troppo giovanile di TikTok. Cioè, a volte Ma le mi cose spiegate vanno una bene. cosa, ma Mm. cioè, se io mi metto su TikTok, c'ho la situazione tipo di essere in mezzo al mare, cioè nel senso con Facebook, con Instagram più o meno, c'è gli amici, però nel nostro caso gli amici che hanno TikTok quanti saranno? Pochi, trentenni.
Sì. Guarda, un po' di comici ci sono, cioè tipo Vincenzo Comunale carica i video, Carmine carica i video, Sofia Cottardi carica i video, però sì, cioè proprio Cioè non ti di senti protetto da amici, una rete, no, di capito? amici non Ti professionisti senti nessuno sta messo su nel TikTok. tra i giovani, ti senti tornare al liceo, No, ma no? più che altro cioè, è come se ogni volta cioè, sfogli delle cose su cui non hai il controllo, capito? Cioè, è come se lui decidesse per te quello che puoi vedere Mh-mh. a caso, e quindi cioè, non è che ti orienti neanche troppo bene, secondo me, su quello. Cioè, Mh-mh. neanche, forse sì, ti capita quelli cioè, se segui tanta gente ti capitano poi quelli. Io però, tipo, non seguendo nessuno, seguo solo uno che fa delle parti di corpo umano. Ah, eh, quello molliccio? sì, tipo occhi, bocche separate, solo quello. Seguo. E quello è un altro seguo che si chiama, questo faccio pubblicità perché eh, secondo me è utile, si chiama Yes Food Milano, è questo signore cinese che c'ha un ristorante e che fa vedere in un minuto come si fanno le cose cinesi. E tipo la cosa che mi ha sconvolto, il primo video che ho visto è stato, ah ecco, vedi, uno mi ha seguito su TikTok adesso, vedi. E Forse vai. qualcuno, Wow. questa cosa funziona. È tipo il gelato fritto, no? Se tu dici Sì. chissà che, cioè, Di chissà che c'è, cioè, qual è il segreto dietro questa cosa? È gelato ma è anche fritto, com'è possibile che come queste si due fa? cose... E praticamente riprende tipo la girella, torna il discorso della girella anche in questo caso, come Ah, l'altra Seconda volta. puntata di fila dove parliamo di Sì, girelle. tipo Ma la metti perché prendiamo 4.000 euro? Vabbè, vai, andate avanti, dalla non importa. motta. dalla Cine La metti in frigo, poi tipo tagli tre fettine di girella, ci metti dentro il gelato, la palla di gelato, a pallottoli, così ci metti una mh-mh. pastella e lo friggi. Cioè, quindi tu stai Quindi mangiando una girella, in il pratica. gelato fritto è in realtà una girella con dentro il gelato? Sì, fritta. Forse Ma posso dire, era meglio non sapere, mi hai un Eh, po' ferito. allora 2 domande: capito? la girella era di cioccolato bianco? E Vedi? Eh. la seconda domanda, scusa, ma come fa a ri il la magia non è tanto la quello che c'è intorno, la magia è il fatto che rimanga freddo, pur Perché friggendo. la girella è, boh, sarà che è È di isolante, freezer. è un isolante industriale la girella bianca. No, perché è di freezer, quindi si vede che poi la metti c'è il tempo solo che diventi... Fighissimo, fighissimo. Bene, Yes Food Sì, Comunque, Milano. come scusa, No, non ti ho sì. com'è? sentito. Come si chiama Ye- la pagina? Yes Food Milano. Okay. E poi fa vedere anche, tipo anche riso alla cantonese, tu dici, ammazza, sarà una cosa... Alla fine riso, Girella? piselli, girella e un po' di gelato. Anche lì Quindi uguale, freddo, è probabilmente uguale dopo il questo riso. è il segreto anche degli arancini e dei supplì, noi non lo sappiamo, ma è C'è una riso con girella, dentro poi insomma per esatto. fare la frittura, cioè ci va la girella per qualsiasi cosa. Sì, la mozzarella Fiori al posto della crema. I fiori di zucca e alici intorno hanno un sottilissimo strato di girella. Vedi Che importante. quante cose abbiamo imparato. Gui, allora io una delle cose che più mi piace di te, più mi fa innervosire di te, è che ogni volta che tu fai una battuta io ci casco sempre. Tutte le volte che tu fai la finta scema per fare una battuta, io sono sempre io quello che ti corregge e poi mi sento un coglione per 20 minuti. Questa chiaramente la considero una qualità, però poi ogni volta mi sento un coglione per 20 minuti. E questo ci tenevo a dirlo a Ma questo è un tintoria. problema che esiste nella mia vita in generale, però è un problema che mi causa solo altri problemi, nel senso che io quando cado veramente, la mia migliore amica Costanza Musto Che pensa che salutiamo. io stia che salutiamo, pensa che io stia scherzando. Quando mi faccio male lei dice: "Dai Guia", perché talmente tante volte prendo per il culo o faccio finta di farmi male, che è una cosa che comunque mi diverte molto, o comunque prendo in giro, faccio finta, che la gente poi quando insomma al lupo insegna, però insomma è un dramma e non mi prendono sul serio, mi dicono: "Dai Guia, dai, stai scherzando, dai". E tant'è vero che Effetti poi ci sono persone che non credono che le parole che dico siano vere, cioè pensano che io mi inventi i nomi delle strade, mi inventi i nomi delle cose. Non ci cre Perché dicono però?
Perché ti piace farlo nelle conversazioni serie, a te piace infilare delle cose verosimili però false, che fa molto ridere, però poi effettivamente quando dice una cosa vera Forse che solo dici me. via Forse Tam solo di Piteno ti ribullo, e io dico beh Guia però non mi prendere in giro, è Esatto. un'emergenza, dobbiamo andare in questo posto di Milano, ti giuro che la via è questa e nessuno ti crede. Questo è un po' questo dramma interiore. E il dramma è quello, perché poi io sto vicino alla zona, il quartiere africano, quindi ci sono vie tipo via di Redawa, via del Giuba, che uno dice no dai, non è vero. Certo, è E chiaro, invece fake. Fake. Senti, allora, dimmi chi era il tuo comico o comica preferita di battute? Sono le domande difficili adesso. Anzi, allora chi ti piaceva meno di Mileto. tutti? Mileto, certo. Mileto è il mio preferito. Ci sta, Come? ci sta. No, Ci ci sta. sta che Mileto Beh, fosse tuo Mileto è preferito. stata una scoperta per me, perché io avevo solo sentito parlare di lui, ed è arrivato come un raggio di sole nelle nostre vite, perché era la persona meno propositiva, più Vero. e quindi chiaramente uno si affeziona a uno che ti dice: "No, è una merda, andrà tutto male". Io ci speravo in questa cosa, invece ovviamente cioè era l'unico comico che era, sempre sul negativo, ed era la sua ed è il suo punto di forza e la sua estrema sensibilità, secondo me. Il comico che mi è piaciuto, beh, è veramente impossibile dire qualcuno, cioè è stato realmente difficile smettere di fare quel programma, smettere di vedere tutte quelle persone, perché era veramente una gioia. Forse Iman è la persona che mi sta più sul cavolo, perché comunque in ogni situazione era talmente tanto più, cioè è talmente tanto affascinante che veramente cattura l'energia in ogni situazione, quindi quando vai in giro con lui, e poi poteva permettersi, lui è il re degli scherzi, nel senso che poi, ehm, Poteva prendeva del permettersi culo delle tutti. cose molto grevi, tra l'altro non solo non solo le cose che sono andate su battute, ma anche nella realtà ogni tanto diceva delle bestialità che gli venivano fatte passare Meravigliosi, sì. perché E poi la perché gente non straniero. capiva. Sì. Questo Sì, è tra come l'altro quando ne... Vai, vai. dicevo No, Iman prima o poi ospite di Tintoria, dobbiamo capire sì. col fuso australiano come fare, però ci piacerebbe avere Iman per Sì. un'altra puntata in inglese. Dicevo, questo è come quando nei colloqui dici qual è il tuo difetto e dici una cosa che sembra un difetto, però in realtà è anche un pregio. Cioè, come fatto per Iman, per dire è quello che odio di più perché era Sì. troppo bravo, quindi lo odiavo, maledetto, però è Rapone bravissimo. quando No, uno che faceva dimmi. no, vai tu. Antipatico no, guarda, nessuno realmente No, non nessuno, dirlo, non non dirlo, posso non dirlo. dirlo. Non po non cioè non Ah, esiste. Lipari, no, giusto perché l'abbiamo avuto Lipari, qui ti l'altro giuro che giorno. mi è stato super è stato la prima persona che mi ha rivolto la parola, Lipari, prima di voi, perché io sono Beh, ti arrivata a conoscevamo già noi. ho Sì, noi capito, ma già io allora ragazzi, qui si parla di cose serie, nel senso si parla della vostra, snobismo, si parla della vostra sciatteria. No, scherzo. Io sono arrivata a battute dopo, perché voi avevate fatto il ritiro, io Ma ti ero abbiamo già suggerito noi, tra l'altro, che vuoi? Ti allora, abbiamo fatto... ascolta, io Vai. io ho suggerito allora, no, allora c'era una cena con Giovanni Benincasa, che salutiamo. Stefano che salutiamo, Stefano Rapone, che salutiamo, e Valerio Lundini. Che non E io salutiamo. ero e io sono stata invitata a questa cena. Mi dicono: "Guia, vorremmo che tu facessi parte di questo programma", non si sa perché, però va bene, non me lo sono chiesto. Ehm, e dicono: "Però non chiamiamo stand up comedian". E io dico: "Peccato". E io e Stefano diciamo: "Quindi non possiamo chiamare Daniele Tinti?" Io e lui. Ma Grazie chi è? ragazzi. Fateci sapere. E insomma arriva Daniele Tinti in motorino, tipo, Vero. che ha detto tipo Ah, è stavi a vero, è cena dai vero. suoi. Stavi a cena dai No, tuoi? no, stavo da un nostro comune amico che fra poco dovrebbe diventare papà, tra l'altro, e stavo in Birkenstock Ah, e ah, ah. forse avevo pure fumato. Ah sì, E sì, quindi sei arrivato perché distrutto. Stefano mi ha scritto solo vieni a sta cena. Io sono venuto in motorino, ma in ciabatte, con la camicia sbottonata, i pantaloni corti,
forse avevo fatto 2 tiri di canna che già avevo smesso di fumare, quindi stavo distrutto e mi sono presentato a quella che non sapevo essere una cena di lavoro, effettivamente. Quindi stavo là: "Buonasera, buonasera". Però poi è andata bene. Quindi È grazie andata ragazzi, vi bene. devo tutto. Cosa sarei senza di voi? Cosa sarei E senza di voi? e il problema è che poi mesi dopo poi voi avete fatto il ritiro d'estate tutti insieme, carini, l'albergo, le cose, io invece ero in vacanza, tristemente. No, non è vero, ero felice di essere in vacanza, dopodiché ci vediamo sono arrivata a battute direttamente in aula, nella sala dove scrivevate, insomma, scrivevamo le battute. E Quell'infame primo giorno, il che primo poi primo giorno che giorno non fu. in teoria io dovevo essere lì solamente per vedervi e poi cominciare dopo, solamente che non fu poi il primo giorno e l'unico che mi parlò, voi faceste tipo un cenno tipo: "Ah sì, è arrivata, continuiamo a scrivere sui nostri computer", e io non avevo il computer, avevo un foglio e Lipari fu molto gentile da subito, veramente un grande. Sì, Lipari diciamo un speriamo che comico dal volto umano, dal vo potremmo dire. un altro uno Potremmo dei dire. pochi comici dal volto umano. E lui speriamo Al che giochi con contrario di noi a Fanciullacci, un commissario dal volto di pizza. Esatto. mh-mh. Comunque noi perché noi non ti abbiamo filato perché eravamo dei grandi professionisti concentrati sul lavoro. Questo è quello che mi viene a dire la nostra discolpa. Sì, sì, A assolutamente. allora io adesso vorrei che voi 2 parlaste un po', vorrei che Stefano ti facesse allora com'è stato, io vorrei sapere, recitare in Biagio. Biagio è il corto scritto da Matteo Tiberia in cui Guia recita, il protagonista è un pupazzo. Credo che gli ascoltatori e le ascoltatrici lo possano trovare su Prime Video, non vorrei Sì. dire cazzate. Andatelo a vedere, è Allo molto bello. Io vorrei sapere com'è recitare con un pupazzo, però a parlartene principalmente, cioè ti devi interfacciare più con Stefano perché io quando vidi Biagio ero molto ubriaco, mi ricordo che mi ha emozionato sì, sì, mi tantissimo. ricordo. Ho scritto a Matteo, cioè proprio c'ho un messaggio io che scrivo a Matteo: "Bellissimo corto, cazzo, hai fatto un super lavoro", e non mi ricordo nulla, tant'è che quando poi ho fatto la puntata con Matteo Sì, mi e ricordo che mi hai detto Valerio, tipo: "Non lui fa: so "No, non so Biagio chi dove è". ci sta anche Guia", e io ho fatto: Ah sì. certo!" Perché io non mi ricordo neanche un E lui ha fotogramma. detto "È tipo una delle protagoniste", e tu hai fatto: "Sì". Sì, Esatto, sì, esatto, sento, perché io allora non ricordo neanche un fotogramma di un corto che mi è piaciuto tantissimo. Allora, questo è uno degli altri esempi in cui Stefano fa una cosa, dice una cosa ed è memorabile. Cioè in quel corto Stefano dice una frase ed è la cosa che fa più ridere di tutto il cortometraggio. Una parola che fa ridere in Una realtà. parola che è Spero che la parola quaglia. inizi con la D e finisca con la E. No, qual era? Con Era la Q. quaglia, Dice solo quaglia quello fa e ridere. Cioè, sì. di quello che dico io, poi Vabbè, ci dici sono anche solo altre cose. quaglia. Quaglia, quello fa ridere. No, è un bellissimo guarda, è stato fighissimo fare quel cortometraggio perché Matteo è una persona super fantasiosa, super brava, c'aveva questa idea da subito molto chiara e si è scelto tutte persone che secondo me erano perfette per fare quelle cose lì. C'era Emanuela Fanelli che non ho visto mentre giravo, Biagio, ma poi ne parlammo dopo. C'era Valerio Londini e c'era Edoardo Ferrario che faceva Biagio ed è stato pazzesco vedere l'impegno di Edoardo a fare questo lavoro, cioè lui poteva benissimo dire: "Va bene, vengo dopo in post produzione, vi faccio la voce del pupazzo e via". Lui invece è stato tutto il tempo in ginocchio con un solo braccio a manovrare un pupazzo che comunque non è una cosa per niente facile perché insomma ci vuole maestria anche per muovere un pupazzo. Era fatto bene, aveva diversi comandi, in più la voce modulare, invece ha fatto tutto lì per lì insomma Edoardo veramente strepitoso. Non si E vede, ma si sente. ma si sente. Ma com'è interfacciarsi con un pupazzo? Ovviamente per una persona dura e cattiva come me non mi ha fatto minimamente tenerezza e non ho pensato minimamente che potesse essere veramente una persona e non mi sono veramente affezionata a quell'esserino con le manine che mi guardava fisso negli occhi. Quindi Certo, quindi è per stato te è stato difficile. è Sì, stato perché dicevo: lavoro, è "Ma" stato un lavoro sì, freddo.
Sì, Pensa sì, quanti soldi che ha pagato Matteo Tiberia per avere questo cast stellare. pazzesco, Lasciamo intuire, pazzesco. vabbè, d'altronde siete giustamente siete dei grandi professionisti e venite pagati quello che possiamo dire. Rapone prese 12.000 euro, però Sì. insomma a Tintoria si parla di Un po' soldi meno, così. forse 11 e qualcosa, però 1000 in siamo beneficenza le ho dati, questi 1000, così, una fondazione di pupazzi dismessi. okay. Allora, io adesso sto per farti una domanda tipica di Tintoria, però prima voglio dire una cosa a Golden Warrior che ci scrive in chat. Daniele Tinti legge sempre i libri degli ospiti, i film degli ospiti, ma non guarda il corto di Guia per commentarlo in diretta. Allora, non hai ascoltato perché io ho Vedi detto che l'ho Golden. guardato e ero sbronzo, ho un problema di memoria e non mi ricordo le cose. Chiedo scusa a Sì, Guia, a però è vero che Matteo. nelle altre interviste Golden è molto attento perché nelle altre interviste dicevo: "Ho appena finito di leggere, ieri ho visto il tuo film che è uscito 10 anni fa", Sì, è e vero. quindi una occhiata potevo così, corto, Tra vabbè, vabbè. l'altro, Rapone, quando ho scritto a Stefano, guarda, tipo 40 minuti fa gli ho scritto, guarda, parlane tu di Biagio perché io purtroppo non me lo ricordo. Lui ha detto, riguardatelo adesso, dura 10 minuti. Io ho detto no, perché vado in Non mi bagno, va. perché essere un professionista comporta anche prepararsi a una lunga Dei diretta. doveri. Allora, Mh-mh. Guglia, come sai, Tintoria è il podcast della legalizzazione. In ogni puntata io chiedevo prima, oramai tipo 50 puntate fa, che ne pensi della legalizzazione, ma non so se sai che questa domanda non mi dava più soddisfazione. Quindi Mh. quello che ho iniziato a chiedere a tutti gli ospiti è: ma che rapporto hai, se ce l'hai, con la marijuana? E se ce l'hai, che rapporto c'è per te tra la marijuana e la creatività, tra la marijuana, in questo caso, se vogliamo dire, se mai Interpretazione. esatto, se hai mai fumato prima di salire su un palco o se qualora tu fumassi. Prego. Allora, il mio incontro con la marijuana vero e proprio, c'è stato dopo i 30 anni, che sono stati tipo qualche mese fa. Okay. Perché e adesso sento che Stefano sta male, perché quando si parla di droghe, anche se leggere, il suo cuore si fa un Sì, po' più lui sono fa sempre sempre no, lui sbagliato. dice Io poi, sempre no. no, infatti, Il Ehm il Muccioli della comicità. il Muccioli che in me scalpita come se fosse legato da catene. Questo. E insomma, allora il primo diciamo, vivendo da sola da 1 anno, ho pensato a compiuti 30 anni di dire: "Senti allora facciamo questa esperienza, mi faccio questo regalo", e ho fatto la prima esperienza con quest'erba regalata da un'amica e ho capito finalmente qual è l'effetto su di me, cioè che completo rincoglionimento, incapacità di fare qualsiasi altra cosa se non stare seduta e ridere, guardarsi in bagno e ridere, che è la cartina tornasole per capire come sto. Cioè se quando vado in bagno mi guardo allo specchio e rido, vuol dire che, o sono brilla oppure insomma sono fuori uso. Mh. E quindi, Fatta, se e lei posso e suggerire. lei poi mi ha detto ho Lei la raccontato marijuana? no, no, questa mia amica, ho raccontato questa Okay. storia a tutti dicendo: "Oh oddio, sono pazza, cioè mi fa questo effetto." E lei ha detto: "Guarda, qui io non ho avuto il coraggio di dirtelo, ma mi sono sbagliata e quello era CBD. Adesso se vuoi ti do" e io ho detto: "No, pensa come mi farà quell'altra, oh." E quindi insomma però insomma no, non sono in grado cioè è divertente, però non sarei in grado di fare ci ho pensato, ma non sarei in grado di concludere molto perché sto ferma e rido da sola. Vabbè, che comunque È magari buono. fosse sempre così l'esperienza della marijuana, stare là a ridere da soli dà paura. Beata te. Allora, adesso siamo arrivati al momento molto caldo, come sai, delle domande dal pubblico. Te ne Oh faccio una io. shit! Voglio fare Vai una Ramone, domanda. fammela tu. Voglio sapere stavolta qual è il tuo personaggio preferito dei Simpson. Oh Oh madonna, plot no! twist. Ah, cavolo, perché avevo E cioè perché, allora ovviamente. allora Simpson
Simpson mai Allora, visti. nel cuore probabilmente da sempre è stata Maggie, perché terzogenita come me, perché prima parola molto tenera, perché poi non riesce mai a parlare nella puntata del futuro, c'è questa incapacità di comunicare. Però il personaggio che mi somiglia di più probabilmente, beh, proprio non lo so, non lo so. Anche Skinner, comunque, Skinner. probabilmente c'ho un po' un legame con Skinner. Come mai? perché, Questo è molto interessante. perché un po' cioè, lui comunque è un po' un attore, perché non è realmente. Sì, lui è Armin Tanzania, quindi Sì, lui non è anche se veramente quella lui. cosa se ne sono pentiti anche loro di averla fatta. Cioè, spesso fanno Perché? riferimenti del fatto che è una cosa brutta quell'episodio. Però sì, Mm. teoricamente è Ehm, canone. Però lui, capito, con questa incapacità di fare quella storia dell'hamburger, della casa che gli va a fuoco, che cos'è che aveva cucinato? Non mi ricordo che aveva cucinato per il sovrintendente Ah, Chalmers. sì, sì, lui Sì, comunque, non lo so, forse nei momenti bui mi sento un po' Skinner. Anche questo rapporto con la madre, vediamoci, allora Sì, no, creiamo un forse altro la tipo di madre terapia. meno, però Mm, sì, comunque si sente, cioè è mazziato da tutte le parti Skinner, non è sì. mai. Però quando però fa parte dei re acuti, sì. Fa quindi parte dei Acuti. c'è un momento in cui comunque si lascia andare ed è abbastanza Sì, figo nei re ed è, acuti. è anche dotato di telepatia in una puntata in tribunale quando Ah sì, comunica telepaticamente con Bart col Simpson. ragazzo. Esatto. So che mi stai sentendo. Quindi, insomma, comunque sia un personaggio anche multidimensionale Sì, Tra l'altro, per qualche metafisico. ragione, quella parte lì degli hamburger col sovrintendente, quella sì. è diventata famosissima su internet. Hanno È un fatto meme, è un diverse, meme no, è no, un ma not hanno fatto meme. proprio diverse versioni animate da diversi animatori della stessa scena. Cioè, non so perché è diventato un Ma meme dai. così. Però Ah non è che è un sì? meme per spiegare altre cose, cioè è proprio un meme il fatto in sé. Non so come sia originato. Sì, c'è una scena cercata, mo la cerco, la metto Beh, perché è qua. una scena, se vuoi, cioè quasi di tragedia greca, quella che vive lui in quel momento. Cioè, lui sta mentendo su una cosa, in più quella cosa gli brucia e continua a fingere che non sia niente, la madre sopra urla e lui comunque fa finta di niente. Cioè, comunque è grossa, cioè, è forte, te la ricordi? Non lo Allora, so. ho messo la cosa, vedi un attimo? Te lo faccio vedere. Allora, vediamo se riesco a metterla sullo schermo. Madonna Santa, se state ascoltando dovete No, andare a assurdo. recuperare questa cosa. Ecco, Perché avete... probabilmente speriamo non mi tirino giù la puntata per questa cosa. Non ho mai capito come funzionano. Forse mi si è frizzato Rapone per fare questa cosa. Sì. Sì, si è frizzato Rapone. Vabbè, Allora andatevela a io vedere. Vabbè, intanto andatevela a vedere. andatevela a vedere, si chiama Steamed Hams, but there's a different animator every 13 seconds. Lo trovate su YouTube, io lo tolgo questa cosa perché ho paura tra l'altro che mandando un video di YouTube Mm, mi tirino giù tutto quanto. sì, Ecco, sì, perfetto, c'è una persona che si è collegata solo adesso e dice ma che cazzo è? E infatti ciao! infatti, rimuoviamo questa cosa. Tra l'altro, Rapone gli è saltato tutto quanto. Guardalo, eccolo lì. Questo è come Carino. mi piace di più: immobile con questo sguardo che vede i Simpson. Questo è il mio ideale Mi di piace Stefano Rapone. ricordarlo. Eccoci, ora siamo solo. Oh, Guia Sconiamio, sei la nuova co-conduttrice di Oh, Tintoria. Finalmente c'era bisogno anche di una donna perché insomma è il pubblico non 2021 e se chiedeva. non è una co-conduttrice donna non vale più un cazzo. Ecco, Oh, però Non regge Stefano. all'emozione. è tornato il pretendente. Guia era già come i proci No. a Itaca, Guia già Sì. pretendeva al trono, Vabbè. al tuo trono di capo dei proci. Io ho una Terribile. domanda per Stefano. Mm. Io ho una domanda. No, ti volevo imitare solamente. No, però non mi chiedete niente di. Va bene, niente. Cioè, avete fatto la versione
per me, cioè della domanda sui cartoni, non mi chiedete Di, No, di Dragon Ball? chiediamoglielo. Qual è il tuo Certo. personaggio preferito di Dragon Ball? Allora, mi innamorai. Allora, non riuscivo a identificarmi con Bulma. Sì, Quando come mai? arrivò troppo si indurisce a un certo punto, non lo so, comunque è molto era troppo sicura di sé, io ero molto insicura, quindi non riuscivo, però è simpatica. Quando arrivò C18 cioè, lei, capito, dici oddio, però io sono molto più tipo piccolo come Ah, personalità, cioè una che comunque arriva cioè una persona che, cioè, mi piace piccolo perché capisce cioè fa un'evoluzione alla fine, capisce i suoi errori e alla fine è un figo, dai, comunque sì, è sì, sì. figo. Certo, certo. È Che gli anche vuoi dire? il personaggio preferito di Akira Toriyama, secondo Ma alcuni. dai! Sì, cioè, non so se è Vedi? ancora quello, però disse questa cosa. Ed è anche un personaggio un po' cristiano, perché lui è lui è una sorta di Cristo, nel senso che all'inizio Dio si scinde e crea Dio il grande mago piccolo, dà il grande mago piccolo, spunta piccolo, quindi lui è Cristo, dove il grande mago piccolo è lo Spirito Santo e Dio è Dio, e poi si riunisce a Dio. Quindi effettivamente, tra Questa l'altro è nel momento... molto, molto azzardata questa. No, però correggimi, dimmi se ho detto qualcosa che non è vero. Sì, sì, no, il simbolismo secondo me non è No, certo, non è quello, però io ce lo vedo perché io credo nel In cristianesimo e mi piccolo. piace giusto. pensare che anche Akira Toriyama, se fosse nato a Roma, sarebbe stato cristiano. No, e poi la cosa figa è che quando lui si riunisce a Dio, Dio sparisce, cioè nel senso, nel momento in cui l'uomo, Si che si è fatto carne, si torna a riunisce a unirsi. Dio, Dio smette di esistere. No, è bello perché sì, appunto, cioè, sono due parti che si dividono e poi c'è c'è un percorso che fanno, è come se tu rifiuti una tua parte, una cosa forse anche psicologica, non lo so, che tu magari rifiuti una parte di te, poi fai tutto un percorso e quindi tramite le tue esperienze accetti quella tua parte E le fai di nuovo parte di e la te. riprendi, esatto. Sì, E lui comunque fa un quindi sacco di evolvi. lavoro sul fatto Esatto, cioè lui comunque è un rosicone che riesce a superare la sua rosiconaggine. esatto, Questo è un esatto. esempio per tutti noi È vero, è rosiconi vero. e siamo tutti e tre molto rosiconi. Da lui dovremmo imparare, secondo me. È Io vero. posso dire, tenimi fuori da questa cosa, sono rosicone, ma sono nettamente meno rosicone Ammazza, di oh! voi. Ma proprio c'è una distanza importantissima tra quanto rosico io e quanto rosicate voi due. Non lo so, non lo so, non Infatti mi sono sembra che d'accordo. stai rosicando in questo momento perché ti hanno dato del rosicone, però scusami. Adesso vi Ecco. caccio da Ecco. tintoria e mi faccio il mio tintoria con Blackjack e Hookers. Però a me piace molto questo fatto che comunque nel mondo di Dragon Ball Dio è un essere verde vecchissimo Con le insomma, antenne. con le antenne, cioè è bella come immagine, cioè un po' innovativa, diciamo, per una divinità, Non ho capito, diciamo non ho così. capito, scusa, mi sono persa, non ho capito No, mi che piace che il fatto che Dio nel mondo di Dragon Ball non sia è uno con la verde. barba lunga, ma è una specie di mostro vecchissimo, Eh con sì, le antenne. Che tra l'altro è Cioè, anche un alieno. esatto. ci sta. Quindi Dicono giustamente nei commenti, magari anche il nostro Dio è così, che ne sai, Ste? Non lo possiamo sapere. speriamo, Allora, Il speriamo loro che Dio sia così. sicuramente. continuiamo qua, passiamo alle domande del pubblico, ma c'è una domanda che rientra nel macro universo che una volta si sarebbe detto nerd, ma adesso è cultura popolare. Guia, Star Trek o Guerre Stellari? Ah, vabbè ragazzi, no. Beh, Guerre Stellari tutta la vita, non c'è dubbio. Non conosco Star Trek, però sono cresciuta con due fratelli maggiori appassionati di Star Wars, quindi non posso che dire Star Wars. Sono Sono d'accordo, impazzita per io il pure. Mandalorian Ah, adesso. io sai che non l'ho visto, quindi è bello, vale la pena? Bello, man, sì, sì, è bello. È bello proprio, sì. Poi ci hanno messo tutto, cioè lui comunque adesso è un uomo sexy, ha la maschera e non se la leva mai. C'ha una voce è il nuovo sex symbol dei nostri giorni. Poi ha un Te bambino, vabbè insomma che te te fa lo una dico a fare? roba, suscita Te una fa serie una di cose. roba, sì, sì. E allora,
Quest'altra domanda, qui c'è un po' di gente che nelle domande su Instagram fa sempre le solite domande che io non capisco mai se sono domande troll, però in questo caso questa domanda è perfetta perché questa persona la fa sempre, io non la faccio mai, Oh, però sì, sì. questa domanda è: cosa fai se ti entra un gabbiano in casa? Ora, questa domanda veramente me la fa con tutti gli ospiti, tutti gli ospiti, e io non la faccio mai. Però così io ti A risparmio questo tutte le punto domande e i riferimenti che hanno hai fatto gabbiano, ai ai gabbiani, gabbiani. però a te la devo fare. Cosa fai se ti entra un gabbiano in casa? Oh Madonna. Allora, lui forse vuole la risposta Che ti la è entrato un risposta è gabbiano in casa? chiaramente creare un dialogo e quindi chiedergli come sta e poi Però forse lui io no, perché lui lo chiede a tutti gli ospiti, cioè non è una battuta, lo chiede a tutti gli ospiti, vuole sapere sempre lui cosa forse fai. ha Forse, un gabbiano forse, da tanto a forse è un casa, gabbiano, vuole esatto, sapere no, che non riesce a liberarsi di questo gabbiano. Tu sei l'unica speranza, cosa Daniele, e nessuno sì. mi ha mai dato una soluzione. Allora, Quindi, caro amico, se io avessi un gabbiano in casa, avrei molta paura perché comunque sbatterebbe le ali molto forte, sarebbe in giro, forse con una padella, come fecero in Friends, con una pentola grossa, cerchi di metterlo su. Ma no, non ti entra non lo saprei. Comunque è una bella domanda perché è difficile. Lo fai entrare in un cassetto, in un In un cassetto e poi armadio. dai fuoco all'armadio e cioè, guardi mentre perde la No, vita. chiami la Lipu e loro ti dicono pronto e tu ti fai "Oh, oh, oh!" Così Oh, e loro perfetto. capiscono. E loro fanno Guia, pensavo che ti smettila. rispondesse un gabbiano anche dalla Lipu, perché E giustamente certo, sono tutti il call center della uccelli. Lipu. Col 7 della Lipu non sa, non discrimina e quindi risponde in un modo che capiscano tutti quanti. Allora, vediamo un po' altre domande. Sai che ci Questa sono dei gabbiani in Giappone che si chiamano tipo gatti di mare, una cosa ah del sì? genere. Sì, Perché di perché mare? fanno, perché fanno Perché il, stanno sul il mare. verso, il verso del gatto. Sì, ma perché non Cioè, i gatti di gabbiani fanno cielo di "miau" e poi mare? esce fuori un gattino e se lo mangiano? No, è come se il verso del gabbiano ricordasse per loro il verso del gatto. Attenzione, segnalo questa cosa in chat, poi vediamo se è vera, che Meda Videlis dice sulla vicenda del gabbiano in casa, io ci ho fatto un videogioco, lo trovate per Android col nome Woo Woo The Game. Silenzio così. Incredibile. Sì, scusa, mi dispiace Grande. se non conosco bene la pronuncia corretta. Che Quindi vuol dire? esiste Bellissimo. non lo so, però c'è un videogioco per Android con a quanto pare Bellissimo. questo dramma del gabbiano in casa che tutti quanti conoscono molto bene. Io pensavo fosse una domanda troll, invece mi pare che tutto il mondo sia appassionato di gabbiani in casa, Che, vedi? che vuol dire? Cioè che c'è quindi cioè questa È un cosa videogioco per mobile. no, ok, ma perché sul gabbiano in casa? Non lo so, È un tema scopriamolo caldo. giocandoci e ne Beh, parleremo nella prossima puntata di Tintoria con l'ospite il Gabbiano. c'è un videogioco bellissimo che vi consiglio di vedere almeno, che si chiama Goose Game ed è il videogioco di una oca. Tu sei un'oca che va in giro e deve fare dispetti a tutti, quindi rubare gli occhiali a un signore, buttare via rompere un cassonetto, devi fare casino in questa cittadina tranquilla e tu sei un'anatra che starnazza. Bellissimo. The Goose Game si Un'anatra chiama. o un'oca? E qual è la Un'oca, differenza un'oca tra che anatra e un'oca? starnazza. Ok, L'anatra è il maschio dell'anatra è il germano reale e la molto no, bene. non lo so, comunque la Pro- l'oca Provo, l'oca l'oca provo a classica. ricondividere lo schermo, così faccio vedere la differenza tra il gabbiano e il gatto di mare. Madonna, ormai ti sei appassionato, Ma eh. sono E Vediamo. diversi. intanto, Guia, ti faccio la prossima domanda, che così ci puoi pensare. Se da autrice avessi assoluta libertà, c'è un tema finora poco affrontato di cui vorresti parlare? Ecco, Molto quella a difficile. destra è il gabbiano, quella a sinistra è il gatto di mare. Beh, ma c'è una Sì. profonda differenza se un gatto di mare si presenta a Roma, pia Però, gli schiaffi pure però dai come si piccioni. chiamano in italiano quelli là? Non lo so. I Mm, paperottidi, non lo so, non ne ho idea. strano, eh? A me Vabbè. Mentre quella sembra a tutte destra è il ma gabbiano qual è camerata qual è romano.
Ma io, questi sono 2 gatti e io vedo solo 2 bei gattini. Due bei 2 bei gattini. pigetti. 2 bei C'era anche, gattini. vabbè, sono simili. Vabbè, vai, Grazie fate. Stefano. Grazie Guia, Stefano. Prego, ti Guarda, ricordi la allora prego. sì, domanda? stavo pensando a questa cosa, ce ne sono parecchi. Guarda, allora, l'ideale per me è riuscire a far ridere senza parlare del fatto di essere donna, uomo e così. Questo è l'obiettivo. Fare qualcosa in cui sia coinvolta la comicità e basta, al di là del genere. Quindi chiaramente avere la possibilità di fare qualcosa veramente però sui temi ci penso, cioè in realtà ce ne sono, però sono idee che poi uno vorrebbe sviluppare e forse dire adesso non avrebbe tanto senso, però sì, idee ci Giusto, sono brava, e che qua ci stanno degli sciacalli all'ascolto. mi ascoltano. Allora, vediamo, cerco un po' di... Ti Comunque, io confesso che... intanto torno sul gabbiano, tu cerchi e torno sul Vai, gabbiano, vai, Oh cioè vai, vai, vai. praticamente no! dicono, Oh no, no! cioè, quindi io sto scoprendo dai commenti che c'è Ah, è un tormentone che deriva da una signora che c'aveva questo, mi sono perso il commento È però, un da una video signora che molto aveva bello quello un lo conoscevo. gabbiano. Il video della signora perché? che viene attaccata dal gabbiano. Oh Ah, no! E poi ci ha fatto amicizia? No, no, no. Oh No, fatela no. vedere, è molto bello, ti piacerebbe tantissimo perché appunto lei anche imita il verso del gabbiano in modo molto diverso. No, neanche fa l'onomatopea dell'attacco del gabbiano, devo dire un video notevole. ma quante cose escono sui gabbiani, cioè nel senso io non pensavo perché c'è Falcone che parla dei gabbiani, Guia che Sì? oltre a Vabbè. fare il verso del gabbiano ora si scopre che c'è un videogioco su dei gabbiani in casa, una signora con dei gabbiani in casa e poi c'è questo dibattito tra i gabbiani e i gatti di mare. Quindi c'è i gabbiani comunque grandi protagonisti della nostra Allora, quotidianità. Rapone, il dibattito tra gabbiani e gatti di mare è solo interiore a Tuo, se stesso, tuo. cioè proprio No, questo dibattito ho visto una puntata di JoJo qualche giorno fa, ambientata a Napoli, tra l'altro. quindi E... Giorgio Donatello. Come? Niente, Gio- una sciocca battuta. Ah. E praticamente ci stava loro che stavano in mare, e venivano attaccati in una barca e Sì? quello pensava, ah, siamo quasi sulla riva, ora mi paleso il nemico, mi paleso, siamo quasi vicino alla riva perché vedo dei gabbiani, no? Però lì invece si è fregato da solo perché in realtà non erano gabbiani, ma erano Erano gatti di questi gatti mare? di mare che poi i gatti di mare, quindi c'è rimasto buggerato. Quindi, capito, cioè, questa differenza Che storia è importante conoscere la differenza. Poi non so qual è il nome italiano, forse c'è un nome più, cioè io questa è una traduzione dei gatti di mare letterale dal giapponese, non Stray so quale Cats. sia. Allora, esiste un'applicazione sul cellulare che praticamente capisce dal verso dell'uccello che uccello stai sentendo. Quindi, in teoria, se tu senti un passerotto, metti questo Shazam per uccelli e lui ti dice passerotto. Chiaramente io l'ho usato per capire quanto sono brava a imitare i gabbiani e E? tutti gli altri. Mm. Mi ha riconosciuto solo il mio, ahimè, piccione. Il piccione ha detto: "Ah, è un piccione." Il gabbiano non l'ha capito che era gabbiano. Ma io Possiamo vorrei sentire sapere qual è la differenza il tuo del piccione? verso del ga adesso forse no, non lo so fare adesso. Però è un buon piccione. Però no, non mi viene bene. Comunque vorrei sapere la differenza tra il gabbiano e il gatto di mare, La del differenza del verso. verso, vediamo se Stefano riesce a proporcela in qualche modo. E Non lo so. intanto nelle domande al pubblico c'era Vincenzo Comunale che ti mandava un TVB. La là, altro personaggio straordinario Vincenzo Comunale, perché arriva tardi, a battute, in grande svantaggio, nel senso che è giovane. Noi eravamo già tutti Poi gruppo, pendolare da Napoli, veniva a registrare e capito? tornava in serata. E si è fatto amare subito perché mi ha preso per il culo. La prima cosa che m'ha detto tipo: "Ah, brava, sì". E ho Que capito che era un grande.
Cioè, ha capito Questo, come... scusa, mi fai risentire di nuovo l'accento napoletano? Ha detto, uia, allora sei a fare sei alle prese con la mensa, ma ci mancherebbe altro, Guglietta, avanti lei. Io t'ho visto, sono un grande fan, perché poi la cosa bella di Vincenzo è che lui riesce a prenderti per il culo mentre ti fa i complimenti, quindi dice, no, io ti conosco assolutamente, ho visto i tuoi video, e però comunque non ha questo accento lui, chiaramente. Però è un grande, veramente un Saluto agli grande. amici e alle amiche di Napoli. Stefano, sei andato di nuovo su Pornhub durante Tintoria? No, stavo vedendo come si chiama un mineco, che sarebbe il gabbiano di mare, e il gatto di mare, e si chiama in italiano il gabbiano giapponese. Ah, giustamente. Quindi noi non lo vediamo mai. Ce l'hanno solo lì, in Russia forse, nei Certo. Filippine, da quelle parti, da Thailandia, quelle... Quindi comunque hai detto una macro zona che è tipo il 40% dell'orbe terracqueo, solo quella zona Giappone, Russia, Filippine, Thailandia, Però si chiama gabbiano giapponese, quindi... un'area particolarmente estesa. E poi prendo un'altra domanda che è come spunto, che ci porterà verso la fine della puntata, ma continueremo a scherzare ancora per molto, che è: che cosa ti piacerebbe fare quando finirà tutta questa storia? Ma Cosa te la ti stai manca di più? inventando? Te la stai No, inventando? me l'ha scritto una persona, poi ho detto, vabbè, a questo punto domanda per tutti. Non la sto leggendo, Allora, però il senso era quello: cosa ti piacerebbe fare? Cosa non vedi l'ora di fare? allora innanzitutto abbracciare la gente. Sono Sì, stanca, sono stufa del non abbracciare le persone. Però a livello lavorativo io avevo fatto una serata di la prima serata di stand-up appena prima del lockdown. Nessuno era presente di voi, per fortuna, però ma Stefano dov'era? era... no, Stefano no, non era presente. Era al Io 360 gradi. sono venuto È a venuto salutare, dopo. prima e Sì, a dopo darti sono venuto, manforte. Sì, perché assolutamente. ero andato a vedere Manuel Bongiorni, che salutiamo, musica per Sì, bambini, che faceva sì. il concerto. Mi sa che quella sera stessa c'era anche un'altra serata Sì. ancora, c'era tipo un tris di serate diverse, Sì, perché sì, è una io mi cosa sa che non stavo pazzesca. né da Manuel né da te, ma da un'altra parte No, ancora. da un'altra parte ancora sì. Ma per fortuna però quella volta andò bene, e quindi potrei dire che è tutto finito, si è tutto bloccato con io che andavo bene sul palco. La realtà è un'altra. La realtà è che poi hanno riaperto, ho fatto una serata, un open mic, giorno di Ferragosto a Roma, Quella a Scalo San e Lorenzo? quella Scalo San Lorenzo. Posto non facile, comunque sia. Ed io avevo bevuto un solo bicchiere di alcol, ma comunque ero fuori, e la mia mente si è staccata completamente dal corpo, e ho cominciato a io stavo continuando a dire il pezzo, e la mia mente ha fatto tipo: "Ah, Guia, brava, stai continuando a parlare. Ah, ma guarda". E non mi era mai successo in vita mia, perché non ero mai stata così scollata dalle cose, e ho visto la gente fare tipo queste facce davanti a me. Ah, Quindi ok. vorrei l'obiettivo per il nuovo, quando riaprirà tutto, è rivedere di nuovo quelle facce che fanno, cioè risbagliare sarebbe bello di nuovo. Avere la possibilità di sbagliare è molto romantico, è vero, poter tornare a fallire per tornare a riprovare, perché poi è questo quello che Sì, ci manca. Hai ragione. Senza queste mascherine che, diciamocelo, non servono a niente. Non Non è servono vero, a sì, non è non niente. vero, potrei vedere servono. se uno fa così potrebbe essere un sorriso, invece quindi è bene Certo, è bene saperlo. è bene vedere il Speriamo, disgusto. speriamo che il O le vaccino ci risate. permetta. Ho le risate. Sì, sì. Quanto fa ridere che di tutti i vaccini quello ancora non approvato sia l'Oxford Pomezia. Già fa Sì. ridere che un vaccino sia l'Oxford Pomezia, comunque sì. Ma c'è la Oxford a Pomezia? Ah no, è la collaborazione tra Oxford e Collaborazione Pomezia. Oxford e Pomezia. Ah. E mi fa sempre L'Oxford ridere Pomezia. l'Oxford Pomezia. Ma è una Però squadra per cui tiferei, l'Oxford Pomezia. Sì, l'Oxford Pomezia è una squadra di canottaggio però in mare, l'Oxford Pomezia. Bellissimo. Beh, non si Stupendi. può che tifare per loro. Va bene, allora io questa puntata, essendo noi tutti e tre tra poco in diretta su Comici all'Avventura, sul Twitch di Asmodee Italia e anche sul mio canale Twitch in Ride,
Forse io questa puntata la farei scemare qui, così possiamo andare a mangiare prima di fare la puntata. Sì. Perché sennò diventiamo scemi, che l'altra volta non ho cenato e ero stanchissimo, perché io adesso poi devo montare tutto l'audio, basta, solo questo devo fare. Però facciamo questa pubblicità a tutti e tre, tutti i martedì sera, vai Guia, falla tu perché sto chiudendo, invece sei tu l'ospite. Allora, tutti i martedì sera ci è stato regalato un sogno, cioè di poter partecipare insieme, per quanto mi riguarda poi ancora meglio, a un gioco che è Dungeons and Dragons su Twitch di Asmodee Italia, insieme a Ciccio Lancia, Luca Cattini, che è il nostro master, Sì, Dungeon Master. Federica Cacciola e Daniele Fabbri. Sì. È un gioco stupendo, cioè io non ho parole, venite a vedere perché è divertentissimo e non credevo, non ci avevo mai giocato e adesso siamo tutti patiti. Oggi ho parlato con Edoardo Ferrari e mi ha detto ho visto, allora la prossima volta vengo anch'io. No Edoardo, no, anche quegli altri che ti hanno detto che vogliono venire anche loro, no, siamo noi. Siamo noi, già che è entrato zitti. Rapone, che se l'è guadagnata col sudore la sua partecipazione e se l'è meritata. Però per ora siamo noi, siamo un bel gruppo, veniteci a vedere quindi tra poco se la state guardando in diretta, se no lo potete rivedere sul Twitch di Asmodee Italia. Come si traduce Dungeons and Dragons in italiano? Dungeons è tipo, com'è che Sono si dice? Scantinati e dragoni. Però non è scantinati, è più... bettole. neanche, perché effettivamente cose sotterranee, sì, segrete, esatto. sotterranei. Sotterranei, forse più La sotterranei. nicchia, un nido, no. No, credo di no, mi dispiace. Però mi piace se è tornata al nido perché comunque questa puntata è stata molto a tema uccelli, quindi siamo ben contenti di questo. Cunicoli, dicono. Cunicoli e Pure dragoni. labirinti, guarda pure perché c'è un Cunicoli qualche è di carino. magico. Cunicoli è carino. Comunque, grazie mille Guia, sono molto contento che sei venuta. Questa era la 60ª puntata di Tintoria, nonostante poi Non è vero? nella storia che avevo fatto il numero era sbagliato. Io avevo detto il numero sbagliato ai miei grafici e c'era scritto 58, mentre questa è la puntata numero 60 di Tintoria. Complimenti Daniele, sei bravo. Che sei venuta qua. E ringrazio Stefano Rapone. Grazie a voi, grazie e ciao a Guia in E particolare. salutiamo tutti quanti, ciao a tutti, ciao a tutte, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.